Il turista è forse quello più civile e educato, che rispetta le regole del loro paese e del nostro paese. Arrivano sulla porta e ti presentano il Green Pass, se hanno il Green Pass, oppure una tessera sanitaria con scritte le vaccinazioni e il documento in mano. Qua in Italia sento tante discriminazioni, arrabbiature, insulti. Il Green Pass divide, accende gli animi e fa oltrepassare la linea di confine del vivere civile, arrivando alle minacce e agli insulti di chi non si vuole adeguare, i cosiddetti no Green Pass. È quello che è accaduto domenica proprio a Sonia Scussolin, gestore di un bar in centro storico. Un gruppetto, prima di 5 poi 10 ed infine arrivato ad una quindicina di persone, a più riprese si è presentato davanti al suo locale, insultandola per la sua posizione a netto favore del Green Pass, tanto da chiederlo anche per andare in bagno, anche se non sarebbe necessario. Io ho i miei clienti che vengono qua da tanti anni che mi hanno detto: però se vanno in bagno chi è che mi dice che là io non mi infetto? Visto che sei una persona che ha sempre rispettato i protocolli e noi qua ci troviamo bene, per favore cerca di controllarci anche questo. E io per i miei clienti lo faccio. No Green Pass, agguerriti e aggressivi, verbalmente pronti alla provocazione, minaccia anche i clienti vaccinati, accusandoli di far perdere il lavoro a chi non lo è. Un clima incandescente che ha visto successivamente l'intervento anche delle forze dell'ordine. Il timore è adesso per il prossimo fine settimana, quando la via sarà animata da una festa. Scontri e diverbi non mancano anche tra i clienti. Si sono un po' scornati per via del discorso dei vaccini, dei pro-vax, dei contro-vax. Aggressività che è nell'aria anche solo per il rispetto di un'ordinanza comunale. Qualche sera fa un cliente voleva a tutti i costi essere servito al banco, gli ho detto guarda no, gli ho detto c'è un'ordinanza comunale che ci impone di stare tutti seduti. Questo a un certo punto mi ha anche detto voglio vedere l'ordinanza, voglio così, voglio quella.